taglio del nastro della rotonda di via Lupia Alberi, che rappresenta il biglietto da visita di Montagnana per chi proviene da Verona, è stato sabato scorso, 22 marzo. La struttura sorge in un punto particolarmente complicato della viabilità locale sulla padana inferiore e consente agli automobilisti di imboccare 5 direttrici all'ingresso della città. A prova di ingorgo dovrebbe rendere meno pericolosa l'asta montagnanese della strada regionale 10 per Legnago, Colonia Veneta e San Bonifacio. Il crocevia è poi percorso da chi deve raggiungere l'ospedale attraverso via Tempera. I lavori di rifinitura sono serviti anche a sistemare i marciapiedi delle vicine scuole superiori, mentre delle bande sonore sull'asfalto sono state collocate in prossimità delle stesse. La rotatoria è costata 147.000 euro ed è stata consegnata alla città dopo vari ritardi dovuti a espropri e revisioni del progetto. Hanno tenuto a battesimo la struttura, oltre al sindaco Loredana Borghesan, anche il presidente del Consiglio regionale, Clodovaldo Ruffato, e Monsignore Renzo Zecchin che l'ha benedetta. Dio benedica questo lavoro, lo protegga anche da chi magari lo possa anche deturpare. Un ingegnere per risolvere i problemi della viabilità, un artista per risolvere i problemi della decorazione di una rotonda, la nostra. Pertanto oggi grazie veramente a tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione di questa rotonda, perché Montagnana ha un biglietto di visita importante da offrire, nuovo, e perché comunque questo sarà solamente l'apertura verso il proseguo di altre iniziative e inaugurazioni che avremo a breve. Complimenti innanzitutto al Comune di Montagnana, all'amministrazione comunale e al sindaco per aver realizzato quest'opera importante in uno snodo viario anche molto frequentato. È un esempio che con la collaborazione di tutti, dei cittadini, ho visto dei professionisti, di quelli che hanno messo a disposizione il terreno e delle imprese che hanno lavorato, si possono realizzare opere importanti e significative, ed è un esempio anche per chi fa attività politica, per chi è impegnato nel pubblico, perché lavorando in squadra, lavorando assieme si riescono a realizzare i progetti. La rotatoria, realizzata dalle imprese Martini, comprende un'aiuola decorata dal professore Marco Lazzarato dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna. L'opera, che suscita curiosità e dà un senso di ordine, richiama il concetto di fuoco, evocando l'atavica idea del braciere acceso dai guardiani, che segnala la città e i viandanti. Questo è il primo modello di oggetto decorato che torna ad essere inserito nel decoro urbano, quindi un disegno ordinato che segue una sua logica legata poi al manufatto, compatibile con i costi e la natura del cantiere, ma il cui fine sia appunto quello di rendere decoroso un intervento altrimenti necessario dal punto di vista funzionale, ma indecoroso perché non risolto. Altra cosa importante, per ultima, il verde diventa l'oggetto verticale che rende decorosa la città senza essere occupato, come si fa in molte rotatorie sbagliando, da monumenti più o meno sedicenti artistici o riferiti più o meno a cose del territorio, che poi rendono alla fine le rotatorie una specie di discarica differenziata di vari materiali anomali. Completano i lavori un lungo pannello in acciaio con la scritta Montagnana e il logo comunale, entrambi illuminati quando cala la sera.